ostacoli e blocchi, decine di migliaia di persone in strada in tutto il Veneto, disagio alla circolazione. In 25.000 da Venezia a Mestre si incontrano sul Ponte della Libertà, bloccandoli i manifestanti, un giorno storico. Migliaia le persone che hanno paralizzato la zona industriale di Padova quando il corteo ha tentato di sfondare il cordone di polizia e entrare in interporto. Gli agenti hanno usato gli idranti. A Treviso non solo il corteo in città, occupati i binari della stazione, i cancelli di alcune scuole vengono chiusi con catene e lucchetti, intervengono i vigili del fuoco e forze dell'ordine. A Thiene 500 attivisti bloccano il casello dell'A31 per ore, traffico in tilt, flash mob con i corpi a terra coperti da lenzuoli, il suono delle sirene antiaeree. Una 44enne residente a Vicenza morta nel Bresciano dopo essere stata scaricata da un'auto e abbandonata con 3 colpi di pistola nell'addome, le indagini dei carabinieri. Avevano seminato il terrore nella comunità gay picchiando chi si appartava in zona industriale. Tra gli arrestati 2 giovani hanno patteggiato una condanna a 5 anni. Eccezionale intervento nell'ospedale di Schiavonia dove è stata impiantata un paziente affetto da maculopatia, una lente telescopica intraoculare. Buonasera, bentrovate, edizione regionale dei nostri telegiornali. Oggi il giorno dello sciopero e delle manifestazioni per la Palestina in sostegno alla flottiglia. Partiamo dunque questo lungo racconto nel telegiornale con le immagini che arrivano da Venezia. Oltre 25.000 persone hanno bloccato il Ponte della Libertà a sostegno del popolo palestinese. I 2 cortei, uno partito dalla stazione di Mestre verso le 9:30 con circa 20.000 manifestanti, l'altro da Campo Santa Margherita a Venezia, si sono uniti a metà del ponte, chiuso al traffico a partire dalle 10. Una giornata definita storica per la città. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere 2 cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte, riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Lascia senza parole e credo che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina e al sistema che lo sostiene. Il corteo partito da Mestre ha visto la partecipazione della CGIL e dei sindacati di base, del coordinamento degli studenti medi, dell'Unione degli universitari, i comitati no inceneritore. Una manifestazione pacifica che non vuole assolutamente danneggiare la città, ma vuole bloccarla per fare in modo che non si resti più indifferenti, in silenzio, e che anche le istituzioni del nostro territorio prendano una posizione chiara. Non è il momento di parlare di equidistanza, serve in questo momento garantire non tanto l'esistenza giusta dello Stato di Israele, ma serve garantire la sopravvivenza del popolo palestinese. In testa al corteo i centri sociali veneziani, da Rivolta al Morion, con lo striscione Blocchiamo tutto, insieme al leader storico Luca Casarini. Numeri mai visti qui, almeno a mia memoria, io non ricordo numeri così neanche nei momenti più grandi, e quindi questo a testimoniare come questo sia un movimento davvero forte, davvero che si è sollevato, è una sollevazione, e questa somiglia alla marcia del sale, cioè sono quelle cose storiche che attraversano la storia umana, la storia nostra, e lasciano dei segni. Questo lascerà il segno perché è una cosa enorme. Con il Ponte della Libertà chiuso, inevitabili disagi al traffico con code in tangenziale nelle strade limitrofe fino al centro di Mestre. In tilt il trasporto pubblico locale che ha visto un'alta adesione allo sciopero. I 2 cortei si sono sciolti verso l'ora di pranzo. Migliaia di persone in corteo hanno paralizzato anche la zona industriale di Padova poco dopo mezzogiorno, quando questo ha tentato di sfondare il cordone di polizia. Sono stati attivati gli idranti.
lancio di fumogeni in questo momento, c'è anche lancio di bottiglie. Come vedete è un momento di tensione, sono partiti gli idranti. Sono le 12:45 quando Via Messico si trasforma in una zona di guerriglia. Da un lato gli oltre 3.000 manifestanti del corteo Pro-Pal che da 2 ore paralizzavano Corso Stati Uniti e la zona industriale di Padova e puntavano verso il terminal modale dell'Interporto. Dall'altro la polizia che al tentativo di sfondamento dei manifestanti ha risposto con l'uso degli idranti e il lancio di lacrimogeni, preceduti dal lancio di lacrimogeni, bottiglie di vetro e palloncini con vernice rossa da parte dei manifestanti. Il corteo stia ripiegando. Dopo un ripiegamento accennato, il corteo torna sui suoi passi. Volevamo semplicemente andare al terminal dell'Interporto a attaccare 2 striscioni per denunciare appunto queste aziende che ancora commerciano con Israele e sono complici del genocidio. Abbiamo subito non una carica ma un sacco di lacrimogeni sparati dalla polizia e idranti senza alcun motivo. La lunga mattinata della zona industriale di Padova era partita poco dopo le 9 quando la spicciolati manifestanti avevano iniziato a invadere il piazzale del mercato ortofrutticolo. Bandiere della Palestina, gente di tutte le età, anche famiglie con bambini. Abbiamo deciso di bloccare l'Interporto di Padova, uno degli snodi commerciali più grandi della città, dove passa il sistema produttivo di armi e di merci verso Israele. Qui lavorano imprese come Maersk, MSC, che sono direttamente coinvolte nel genocidio in corso in Palestina. Percorrendo le 2 carreggiate di Corso Stati Uniti, il corteo ha prima bloccato la rotatoria che interseca via della Ricerca Scientifica per poi dirigersi verso via Messico. La paralisi è stata totale per oltre 3 ore. Sciopero oggi, sciopero domani! Padova così non si era mai vista, è uno dei blocchi più importanti e più forti che siano mai successi a Padova, peraltro avviene nel giorno dello sciopero generale. Le strade sono state chiuse non per scelta delle forze dell'ordine ma perché lo sciopero è riuscito. In tutti i magazzini abbiamo tantissimi lavoratori qua in corteo insieme a noi, non sono andati a lavorare. Una mattinata finita con un faccia a faccia che non ha registrato feriti né tra gli agenti di polizia né tra i manifestanti. Uno sguardo anche al Vicentino perché 500 attivisti hanno bloccato il casello dell'A31. Le sirene a tutto volume, i corpi a terra inermi, una madre che piange suo figlio. Sono le immagini del flash mob tenutosi a Thiene. Gli attivisti hanno voluto riprodurre quanto è in corso in Palestina, una fotografia ben lontana dalla realtà dei fatti, ma che ha lanciato un messaggio potentissimo alle oltre 500 persone che hanno assistito in silenzio con gli occhi gonfi di lacrime. 5 ore di mobilitazione pacifica, prima bloccando il casello autostradale dell'A31 Thiene e poi la zona industriale, paralizzando inevitabilmente il traffico. Io oggi scendo in piazza come studentessa perché è necessario. Qualsiasi lezione a scuola oggi è inutile in confronto a quello che sta succedendo lì. È dall'altra parte del mare, ok? Non è dall'altra parte del mondo, e anche se lo fosse, sono comunque i nostri fratelli. È necessario che noi li aiutiamo col poco che possiamo fare. La nostra voce è importante, è significativa. Numerosissimi gli studenti in corteo, tra loro però anche diversi insegnanti. Se non diamo noi il buon esempio, con che faccia ci presentiamo? Lezione gridavano. Questa è la vera lezione di educazione alla cittadinanza che ciascuno di noi, soprattutto i ragazzi, possono dare ai grandi, che oggi non si sono mossi e che devono riflettere sul fatto e sul perché non si siano mossi. Perché dobbiamo ripartire davvero dalla nostra umanità e dal nostro impegno che si spende ogni giorno e che viene costruito insieme in un puzzle che tutti i protagonisti della scuola soprattutto devono avere il coraggio di costruire, perciò ognuno il suo pezzetto. Una manifestazione rumorosa ma pacifica. Non è stato infatti necessario l'intervento delle forze dell'ordine schierate in campo. Soddisfatto il questore Francesco Zerilli perché tutto si è svolto in modo regolare e senza disordini. Così dal Vicentino, ma noi torniamo a Venezia, una manifestazione che si è snodata su tutte le strade e da Venezia è partito il corteo che si è incontrato sul Ponte della Libertà.
Da Santa Margherita a Piazzale Roma, migliaia di persone attraversano campi, percorrono fondamenta, affrontano pazientemente gli incolonnamenti nelle calli più strette per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e contro la guerra e il blocco delle imbarcazioni che portavano aiuti umanitari sulla striscia. Ed è un corteo che cresce lungo il cammino. La prima stima di 2000 partecipanti viene continuamente aggiornata al rialzo. All'arrivo del corteo a Piazzale Roma, dove è accolto con uno striscione srotolato dal tetto del garage comunale, la cifra ufficiale è già salita a 5.000. Quando poi, con una scelta senza precedenti, il corteo si incammina lungo la rampa che lo porta ad attraversare il Ponte della Libertà per incontrare i manifestanti che arrivano da Mestre, si parla di 6.000 persone. Il colpo d'occhio è impressionante. Forse bisogna andare con la memoria alle lotte operaie degli anni 60, ma io non ero ancora nato, sicuramente da quando io faccio piazze e ormai di anni ne ho quasi 50, una cosa del genere non si era mai vista. Sopra il ponte i due cortei si fondono in un unico blocco che supera le 25.000 persone. Venezia, Mestre, Porto Marghera sanno che del mondo bisogna avere cura. Quando il mondo è in pace si cresce tutti meglio, funziona meglio il lavoro, l'economia, le relazioni, i commerci. Attraverso l'economia da guerra a rimettersi sono i lavoratori salari e questi sono i giovani che oggi sono venuti qua e sono tanti, sono tantissimi, meritano un futuro migliore, lo meritano. Una città dai due lati del ponte che sta insieme e sono, guardatelo, famiglie, ragazzi, anziani, gente comune. Questa è la cosa importante, non siamo militanti soltanto, c'è tanta gente comune. Non tutti sono d'accordo però, anzi secondo il senatore mestrino Raffaele Speranzon bloccare per ora il Ponte della Libertà è indecente e dimostra una volta di più che i centri sociali non sono spazi di confronto democratico ma di indottrinamento ideologico che avvelenano le coscienze dei giovani con l'odio e li trasformano in violenti intolleranti. Che a Venezia, o più in generale in Italia, non tutti la pensino come loro, lo sanno anche le decine di migliaia di persone che oggi da Venezia e Mestre si sono incontrate sul Ponte della Libertà. Non spero niente da parte del governo, credo che i popoli in questo momento stiano facendo la loro parte, stiano facendo il più grande lavoro che un popolo possa fare, cioè unirsi, scendere nelle piazze, far sentire la propria voce e ribellarsi agli stati autoritari, agli stati genocidi. A Treviso ora, dove si è svolto il corteo, ha destato particolare interesse il fatto che numerosi studenti siano rimasti fuori dalle scuole per circa mezz'ora perché i cancelli bloccati da catene e lucchetti. No, vi prego, no. Suona la campanella, ore 8 puntuali, ma studenti e studentesse di Bestari, Cateluzzati e Duca degli Abruzzi sono ancora fuori. Catene e lucchetti a chiudere i cancelli e bloccare così l'arrivo e l'entrata di insegnanti, personale e alunni. Dove passano le macchine del prof e poi hanno messo la colla sulle porte principali dove noi entriamo solitamente. Cosa pensate di questo? Che è un atto che non dovremmo farlo perché ci sono anche persone che vogliono imparare, ci sono i prof che vengono a scuola per insegnare e facendo questa cosa blocchiamo tutto ed è ingiusto. Un vero e proprio blitz per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Al liceo Duca degli Abruzzi è sfregiato anche il vetro delle porte d'entrata. Da orario dovevamo iniziare alle 8 e siamo entrati almeno alle 8:20. Il cancello lo abbiamo trovato chiuso da una catena e non siamo riusciti ad entrare subito, insomma sono dovuti arrivare i vigili del fuoco e così è stato anche per le scuole adiacenti, perciò non siamo stati gli unici. Un blocco momentaneo durato circa 30 minuti ma che ha allungato quello promosso dalla manifestazione in favore della flottiglia e del popolo palestinese. Hanno fatto tutte le scuole di Treviso, la maggior parte. Cosa pensate di questa cosa? Onestamente non ho avuto tempo di rifletterci ancora, perciò non vorrei dare un'opinione campata in aria. Ora passiamo alla cronaca. Una donna di 44 anni, residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con 3 ferite d'arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia, coordinati dal PM Francesca Susserellu, che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti sperano di ottenere così indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada
strada e nella zona dell'ospedale. La donna, di origine Sinti, era sorella di un collaboratore di giustizia entrato da poco nel programma di protezione testimoni. Avevano seminato il terrore nella comunità omosessuale picchiando chi si appartava in zona industriale. 2 giovani hanno patteggiato una condanna a 5 e 4 anni. Avevano picchiato almeno 10 persone appartenenti alla comunità omosessuale in via Polonia nella zona industriale di Padova. 2 giovani marocchini di 23 e 19 anni, residenti a Fossò e Vigonovo, hanno patteggiato una condanna, il primo a 5 anni di carcere e oltre 5.000 euro di multa, il secondo a 4 anni di carcere e 2.600 euro di multa. La richiesta è stata accolta dal GUP di Padova, che ha pronunciato la sentenza. I 2 capi della banda, con un romeno 19enne arrestato un mese fa di rientro dalla Spagna, avevano messo a segno ripetuti e brutali pestaggi ai danni di coppie che si erano appartate, tutto questo nell'estate del 2024. Della banda facevano parte anche 6 ragazzi minorenni. Un piano folle quello che avrebbero voluto mettere in atto, costato alle vittime gravi sofferenze. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno ricostruito 10 aggressioni. Il primo brutale pestaggio, avvenuto con una mazza da baseball, era costato alla vittima 40 giorni di prognosi. E chiudiamo con la politica. Elezioni regionali, continua l'attesa in casa centrodestra dopo essere già slittato in questi giorni. L'annuncio ufficiale dei leader nazionali sembra ormai di ora in ora essere rimandato ancora una volta, come per Campania e Puglia. Il segretario regionale della Lega Stefani resta in pole position, Nello Scacchiere. Ovviamente qualsiasi aggiornamento in tempo reale durante le nostre edizioni dei telegiornali, a cui vi lascio. Il telegiornale del Veneto finisce qui. Una buona serata a tutti, arrivederci.